È qui la festa, qui a Fontanelle, dove l'aria natalizia si è respirata grazie all'Associazione Culturale Gergent di Claudio Criscenzo e al Comitato Fontanelle Insieme. Un concerto, quello di sabato sera, con i canti e le musiche tradizionali, un appuntamento che ha dato il via ufficialmente alla più bella festa dell'anno. Dopo l'accensione dell'albero di Natale sul sagrato della parrocchia di San Nicola, realizzato all'Uncinetto, si è andati avanti con il concerto del gruppo Sicilie Cantus, Armonie di Natale. Alla notte di Natale che nascì lo bambinetto e nascì in mezzo alla paglia fra l'uovo e l'asineggio. Già che è nato lo Messia, sentiremmo le pastori, mazza di Maria, sentiremmo le liondoni, mazza di Maria. Hasta nuovo salve via, li pastura poveretti, si partono in compagnia mia, felici bagnaretti, si partono in compagnia mia, felici bagnaretti. Per diversi canzonetti a Gesù si cantarono. Arrivando a salutare un bambino e la signora, di suo modo ci parlarono, si facevano la buon'ora. Di suo modo ci parlarono, si facevano la buon'ora. Mangiatura, le videmma, le pittori, e sogniamo che il Signore a conforme con Signore, sogniamo che il Signore a conforme con Signore. Alla notte di Natale, da nascì lo bambinetto, e nascì mezzo la paglia fra l'uovo e l'asinetto, e nascì mezzo la paglia fra l'uovo e l'asinetto. A Fontanelle, dove il gruppo Gergent del Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme ha organizzato questa serata. Allora, è qui la festa. E qui la festa, come anche si può evincere da tutte quelle belle iniziative che vivrà il quartiere di Fontanelle nel periodo natalizio, sono un momento anche per far sentire una comunità unita innanzitutto e far riscoprire la voglia di stare insieme,
ma più che altro anche con la collaborazione di associazioni e realtà locali ci permettono di contribuire ad accrescere questo sentimento, che è un sentimento anche di stare insieme con le tradizioni natalizie. È un quartiere che ha voglia di fare, che ha bisogno anche di stare insieme, e vivremo un Natale all'insegna di tantissime iniziative, anche con le novene e anche con la biblioteca che ha preso vita con diverse presentazioni di libri. Possiamo dire, Vito, tutto fatto in casa, senza bisogno di cose esterne. Noi non vogliamo contributi, ma la festa si fa. La festa si fa, il villaggio di Babbo Natale è un'altra bellissima iniziativa che ricorre ormai una tradizione importante, e tutte queste cose sono bellissime perché ci fanno sentire un quartiere vivo. Ecco, il gruppo Gergent che organizza questa serata. Sì, l'Associazione Culturale Gergent, naturalmente grazie anche al patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana che ci ha dato questa grande opportunità, e noi abbiamo voluto farla qui a Fontanelle. Noi siamo proprio di questo quartiere, quindi ci sentiamo molto legati al comitato di quartiere Fontanelle Insieme, e vogliamo far iniziare la nostra stagione natalizia proprio qui a Fontanelle ad Agrigento. Naturalmente l'associazione poi continuerà con il gruppo Sicilia Cantus a fare questi concerti e spettacoli nelle diverse province della regione siciliana. Una festa anche per i tanti bambini presenti che a conclusione del concerto si sono costretti attorno a Babbo Natale. C'è da aggiungere che nei dintorni di via Barone Celsa, dove si è tenuto il concerto, diverse lampade dell'illuminazione pubblica sono spente da tempo, creando pericoli e disagi. Possiamo dire che davvero l'unica attenzione verso il quartiere è del comitato Fontanelle Insieme, che con le sue iniziative riesce a mantenere viva la frazione. Purtroppo è l'assenza dell'amministrazione comunale che pesa, e le strade sporche al buio sono proprio un esempio dell'abbandono. Meno male, sostengono gli stessi abitanti, che a Fontanelle almeno ci sono loro, i ragazzi del comitato. Tutti insieme su! Canasci in mezzo alla paglia.